Man's World. Parte del Gran Premio del Bahrain con il nostro Alfonsino che è ottavo adesso per i pit stop in pit lane c'è Kobayashi. Intanto ricordiamo un attimo i ritiri. Grosjean in pit lane, fuori Vettel, Hamilton e Maldonado, anzi scusate Ricciardone, quindi due Red Bull e una McLaren. Qua Alonso vuole subito sorpassare il buon Perez per guadagnare tempo. Adesso vediamo con il valzer delle sostituzioni dei pit stop dove finiamo perché ho trovato un po' di traffico purtroppo. Alfonsino è il nostro pilota, dai Alfonsino. Valtteri Bottas ai box, Valtteri ai box, e adesso vediamo Alonso. E adesso vediamo Alfonsino. Dai Alfonsino muoviti, sarà dura per ottenere il primo posto. Vai Alfonso, prendi la scia, vai, se ne vai box Perez. Adesso vediamo. Ok, Bottas è già uscito purtroppo. Valtteri Bottas è già uscito, non c'è niente da fare. Rimaniamo secondi purtroppo. Porca di quella porca. Niente, lo distacco comunque, c'è 2 secondi. No, attenzione. Sì, 13 secondi, se non abbiamo il distacco da... Vediamo un attimo. Pit exit, bellissimo. Magnussen ai box, guadagni una posizione. Che bello, credo che Formula 1 la Formula 1 2000. Alonso indietro, purtroppo 3 secondi da Bottas, non c'è niente da fare. Esce Gutierrez. Chilton ai box, Max Chilton ai box. Eccola qua, la Marussia. Rosberg quinto, Raikkonen sesto. Ericsson ai box. Eccolo qua ai box anche Ericsson, ai box anche Pastor Maldonado. Adesso ragazzi va ai box anche Jenson Button, il leader della gara, ancora per poco però. Ai box anche Pippo. Adesso c'è Button e Bottas al primo posto ragazzi, e Bottas torna primo. È lui il leader della gara, Valtteri Bottas, prima posizione. Bottas ha tutte le carte in regola ormai per portare a casa la vittoria, la prima vittoria in carriera. E Alonso è abbastanza indietro purtroppo, la vedo molto dura. Sarà un'impresa veramente vincere, ma 3 secondi e 8, anzi 4, praticamente 4 secondi sono troppi. Non c'è niente da fare. Ah, Dio mio, c'è qualche duello interessante. Eccolo qua il duello tra Raikkonen e Kvyat, l'innominabile versus Raikkonen. Le pregunte sono punti anche per la Ferrari, sono punti anche per il Comenda Racing Team. Dai Kimi, dai. Dai, cazzo, dai. Anche Raikkonen se prende punti, voglio vincere almeno il titolo costruttori, quello piloti sarà durissimo, perché con questo, chiaramente con questa formula è durissima, però a sperare nel ritiro di qualcuno. Nella prossima adesso per esempio abbiamo Alonso, arriva anche secondo, bene, prendiamo tanti punti, poi magari nella prossima, non so, tra Ricciardo, Bottas e Magnussen, magari non so, dai commenti devo scegliere Bottas, magari fa bene e Alonso va male, Massa anche, allora recupero punti, se no è veramente dura. Diciamo tra le 3 gare forse è stata quella finora con meno colpi di scena, con meno sorpassi, però è ancora lunga ragazzi, mancano 14 giri.
tutte posizioni ben delineate. Ma secondo me ci sarà almeno un altro colpo di scena, ci sarà. Eccolo qua ragazzi, il leader della gara Bottas impegnato nei doppiaggi. Questa Williams incredibile. Questa Williams Martini Racing sta dominando. Una Williams perfetta. Vuole conquistare la seconda vittoria su 3 gare. Sarebbe veramente una cosa devastante per Frank Williams e sua figlia Claire. Questa nottata nel deserto. Bottas sembra completamente a suo agio. Scatenato il buon Valtteri. Fatto doppiato, qua c'è il doppiaggio della Lotus del buon Pastor Maldonado. Alonso a 3 secondi e 9, niente da fare. Mi andava. Niente da fare. Dai, questo Maldonado butta fuori Massa, dai. Buttalo fuori. Arriva il doppio, eccolo qua. Sì, arriva tranquillamente. Maldonado lascia passare il buon Massa. Adesso qua c'è il nostro pilota Fernando Alfonso. Vai Alfonsino. Anche Alfonso supera molto agevolmente. Ah dai cazzo, vogliamo un po' di colpi di scena, porca miseria. E comunque Hamilton e Vettel sono dietro con Ricciardo, sì un po' di più, però che tristezza. Anche Raikkonen tutto sommato. No, dove no, è indietro Raikkonen. Settimo. È sempre là anche Raikkonen. Più di tanto non va. Ecco qua camera car del finlandese. Tornato alla Ferrari dopo l'esperienza alla Lotus. Dov'è Sebastiano? Sebastiano è ritirato. Ciò manca un po' però. Attenzione, c'è anche la macchina di Hamilton là parcheggiata, fantastico. Alonso, bravo Alonso, con calma. 4 secondi intanto la differenza tra Bottas e Alfonsino. Che due maroni. Allora ste Williams, attenzione Grosjean fuori, sospensione per Grosjean, l'hanno già portato via, fuori anche il Grosji. Lotus disastrose ragazzi, Lotus veramente disastrose. Quarto ritiro. Passiamo con Verne che è 11° vicino alla zona punti. Ok. Pippo Massa ragazzi, Pippo Massa contro Jenson Button. Questo potrebbe essere un duello, Adesso vediamo. Se abbiamo un po' di fortuna di vedere un duello clamoroso. Massa è vicino al podio. Massa vuole un altro podio ragazzi, lo pretende. Pippo. Attenzione, Massa va ad andare ai box. Ha qualche problema Massa? Massa ai box, ma non era andato Pippo. Massa comunque ai box. Eccolo qua in pit lane. Ecco Pippo.
Cambio gomme per Pippo. Questo non me l'aspettavo, però sai, fosse già andato ai box. Eccolo qua, esce Massa ed è 10º. Ora vediamo un attimo. Stop Alonso da 0, ma in realtà non sono 0. Massa 2 stop, ha avuto problemi per Massa, ragazzi. Problemi per Pippo Massa, seconda sosta ai box veramente inspiegabile. Quindi non a tutti te la conta, per esempio anche Hülkenberg mi dà 0 pit stop. Cerchiamo di ragionare un attimo. Che problemi per Massa sicuro, è l'unico che ha fatto 2 soste. Si mi dà 0 Alonso, innominabile, Hülkenberg e basta, però l'ha fatta Alonso, mi ricordo, perché eravamo là collegati. Problemi per Pippo Massa, ragazzi, 2 pit stop, ma purtroppo addirittura 11esimo, fuori dalla zona punti, pazzesco. Questo sì è un colpo di scena pauroso, perché è proprio inspiegabile la seconda sosta, probabilmente un problema non so dove, però è l'unico per il momento che ha fatto 2 soste, vabbè. Passerei con il 7º. Alfonso secondo. Il problema è che il distacco è troppo, cioè 4 secondi. Niente, non ce la possiamo fare purtroppo. Non ce la facciamo. Dai Alfonsino, tira fuori il massimo, cazzo, dai. Portiamola a casa. Portiamo a casa la vittoria. Bottas guadagna un altro 10º, cioè proprio non c'è storia, sta Williams domina. Non poteva avere problemi la Williams di Bottas, no, per forza quella di Massa. Contavano stato fortunato, Massa è riuscito a andare ai box velocemente, perché per esempio Vettel prima voleva andare ai box ma non ce l'ha fatta perché il motore è andato. Massa contro Vernes, Massa deve tentare la rimonta. Ecco Pippo tenta la rimonta con Vergne. Massa furioso, ragazzi. Ecco Pippo, finalmente, sorpassi! Ma Vergne recupera. Mamma mia, ha chiuso la porta Vergne in maniera splendida. Tanto mancano tantissimi giri, ragazzi, siamo già al 25esimo giro. Dai, ragazzi, Massa adesso può sfruttare la scia. Eccolo qua Pippo. Ecco Pippo. Vai Pippo. Attenzione Massa, eccolo qua. Ciao Vergne. Massa è in 10ª posizione. Vediamo se Vergne tenta il miracolo. Non ce la fa, non ce la può fare. E Massa si prende la 10ª posizione, un punticino. Però il distacco su Hülkenberg è notevole, sarà dura. Sfortunato veramente Massa. Tanto out Grosjean, Vettel, Hamilton e Ricciardo. Ok, vediamo un attimo. Eccoci qua, ragazzi. Siamo su Fernando Alfonso. Sempre in seconda posizione, a 5 secondi da Bottas che ormai, ragazzi, è in fuga. Poi Button 17, Rosberg 18, ecco Rosberg vicino. Rosberg fa abbastanza vicino a Button, però non così tanto. Manca sempre quel qualcosa per i sorpassi. Carrellata di camera car qua. Il leader della gara, ragazzi, Bottas.
Non sembra vero, ragazzi, un Bottas in prima posizione da praticamente il primo giro. E sono sicuro che all'ultimo giro ci sarà il ritiro di Bottas, me lo sento. Al final lap Bottas fa il cambio. Facciamo questa scommessa. Rottura del cambio per Bottas, va a vincere Alfonso. E si grada. Rosberg è abbastanza vicino a Button nel gruppo di testa, forse sono i due più vicini. Sì. Vediamo se Rosberg ha le potenzialità per superare Button. Io faccio sempre il tifo per Rosberg, che è un pilota che mi piace tantissimo. Dai, dai. Dai Rosberg, su. Ok. Alfonsino sempre secondo. Bottas vuole doppiare a Bottas. Vuole doppiare le Marussi, la Marussi di Chilton e Bianchi. 5 secondi a 3 comunque. Guadagna continuamente Bottas, è pazzesco. Pazzesco Bottas, veramente. Eccolo qua. Bravo Chilton che si fa da spazio al buon Bottas. Oh dai, dai Rosberg. 4 decimi tra la McLaren e la Mercedes. Rosberg ha un buon passo gara adesso, eh. Vogliamo un duello, pa. Sì ragazzi, veramente gara un po' priva di emozioni, però ripeto ci sta anche, se no non è reale, non tutte le gare sono emozionanti come Sepang o Melbourne. Questa è stata un po' così. Però comunque insomma alla fine per noi stando anche bene, perché comunque era un 6 secondi, è il nostro pilota, eccolo qua ragazzi, Rosberg, eccolo qua, Rosberg, Button ragazzi, questo è un bel duello, eh. Attenzione Rosberg, prova a prendere la scia, vediamo all'esterno, sarà durissima, infatti Button tiene ancora, Button tiene. Adesso per Rosberg ci prova, ancora all'esterno, poi all'interno, non ce la fa ancora Rosberg. Però siamo vicini ragazzi, oh, finalmente un duello degno di nota. La Mercedes di Rosberg contro la McLaren di Button. Adesso ha preso un po' di tempo, ha preso un po' di spazio Button, ma Rosberg vuole assolutamente superare l'ex campione del mondo con la Brown GP, Jenson Button. Dai cavolo, dai. Non c'è niente da fare. Camera car per Rosberg. Ha perso un po' di terreno adesso, forse vuole far prendere aria un po' la sua Mercedes Rosberg. Intanto Bottas 5 secondi e 2 su Alonso, non c'è niente da fare, Bottas è superiore purtroppo, le Williams vanno bene, è così. Vediamo un po' se c'è qualche duello, attenzione, qua c'è qualcosa. L'hanno doppiato purtroppo. Nono posto per Nicolino Hülkenberg, Massa è sempre al 10° posto, deve recuperare tanto terreno da Hülkenberg. Che sfortuna veramente per Massa, era messo comunque abbastanza bene, è un problema, l'ha costretto a una sosta in più ai box. Tanto da un po' che non si segnalano giri veloci. Qua non si deve superare Bianchi, mi raccomando Alfonsino.
Dai Bianchi, fuori dai maroni, fuori dai maroni. Ok. Bravo Alonso. Proprio classica gara regolare questa. Veramente il duello Rosberg batte un po' accendere questo finale che manca veramente poco, se non mi ricordo se 32 o 34. Sembra 34 però. Dai Rosberg, dai che tifiamo tutti per te, cazzo. Piacerebbe vedere Rosberg vincere il titolo mondiale, ma con la Ferrari è proprio Rosberg mi è sempre piaciuto come pilota. Pilota regolare, tranquillo, però ragazzi molto molto forte, figlio d'arte di Keke Rosberg. Il bello della Formula 1 ragazzi, il Leonardo DiCaprio della F1. E davanti c'è Button, un altro che in quanto a fidanzate non è messo male. Ma quella di Bottas, cazzo, l'ho vista veramente, te la godi alla grandissima, grande Bottas. Proprio una Bottas di culos. 30° giro. Per Bottas occasione d'oro di portare a casa la prima vittoria della carriera. Oh, stiamo qua ragazzi, è questo il duello. Dai Rosberg, vediamo. Forse nel prossimo rettilineo, quello forse dei box. Però Button è un osso duro, è corretto ma un osso duro. Vai Nicolino, dai. Il prossimo appuntamento è Cina. Gran Premio di Shanghai. Sempre in diretta su Commenda Veneziano Channel. O su Sky Commendone 24. Dai Fioi, dai no, dai però cazzo. Regalaci un finale di gara bello, perché veramente cioè, i sorpassi si contano su una mano, cazzo. Niente, troppo lontano ancora, è troppo lontano, forse nel prossimo giro, tanto 31° giro per Bottas, 6 secondi e 2, mamma mia. Eccolo qua Rosby, fare sei vicinissimo. Vai Rosbiff. Niente da fare. Manca sempre quel qualcosa, dai! Sarà veramente 2-3 giri adesso, dai, ad alta tensione, cazzo, speriamo, attenzione proprio all'interno, ma Button ancora chiude la porta. Rosberg vuole il podio, Rosberg vuole il podio, lo pretende, dopo che è sfumato in Australia per una beffa. Ma Massa, poveretta, la Massa è sfortunatissima, quella sosta in più per i problemi l'ha proprio relegato nelle retrovie. Il più costante fino a questo momento è Fernandone Alonso. (32° giro per Bottas intanto, 6 secondi e 4 di distacco per Alfonsino. Niente, Rosberg non ce l'ha fatta, non c'è niente da fare. Ecco Bottas. Ormai Bottas è a pochi metri e a pochi chilometri da un successo incredibile, secondo per la Williams stagionale, primo in carriera per il finlandese. Ah, 19, vediamo un po' il duello. Dai, qua siamo veramente... Attenzione, piccolo errore di Button, ma non ne approfitta Rosbiff, non ci credo, dai cazzo. Ti stiamo prendendo sonno ragazzi, gara troppo regolare.
Massa sempre decimo, ritirati sempre 4 Grosjean, Vettel, Hamilton, Ricciardo. Tanto Bottas, 33esimo giro. Ormai per Bottas sta maturando il primo successo in carriera, ragazzi, secondo stagionale per la Williams, che veramente sta dominando questa prima parte di mondiale. Voce grossa della Williams. Attenzione, stiamo qua. Adesso proprio vediamo con i doppiati, Vediamo se veramente Rosberg riesce a portare a casa il podio, la zampata decisiva negli ultimi giri. Dai. Che Rosberg ha un'occasione d'oro, sarebbe importante per la Mercedes prendere il terzo posto. Hamilton purtroppo 3 gare, 3 ritiri, una cosa incredibile. Mai partito così male Hamilton in carriera. Niente da fare, proprio non riesce a trovare lo spunto, cazzo. Vedi che la McLaren comunque ha un buon motore, Magnussen è sesto, o l'innominabile quinto, complimenti. Bravo Chiat. Bottas è pronto a percorrere l'ultimo giro. Rosberg se continua così non ce la fa, la cosa è abbastanza ufficiale. Intanto ultimo giro per Bottas. Ultimo giro per Bottas. Stiamo un attimo qua e poi però andiamo da Bottas, perché se lo merita, ragazzi. Un pilota giovane che vuole dimostrare di essere un gran pilota. Tanto qua Button supera Chilton, anche Rosberg. Non è troppo lontano, ragazzi, 4 decimi sono in un giro. O fa un errore Button, altrimenti la vedo molto molto dura. C'è il doppiaggio di Bianchi. Vediamo se Button può perdere qualcosa, ma la vedo dura ormai. 3 gare, 3 vittorie diverse, 3 piloti diversi, Massa, Alonso e Bottas. Niente, attenzione qua, sta un po' rallentando, Bianchi sta rallentando leggermente Button, ma poca cosa. Ragazzi, stiamo su Bottas. Bottas veramente successo incredibile, ultima curva e poi per Bottas e poi la vittoria, ragazzi. 20° per Bottas, che va a vincere teoricamente il Gran Premio. Sì, lo va a vincere all'ultimo giro, il Cumino della zecca. Vittoria, bandiera a scacchi per Bottas. Winner per Bottas. Winner. Va a vincere Bottas il Gran Premio del Bahrain. Niente, non ce la fa. Rosberg 4° posto, 3° posto per Button. Alonso 2°, meno male, dai, un buon 2° posto. Una grandissima Bottas in 53 minuti porta a casa il Gran Premio del Bahrain. Raga, un saluto dal commendatore veneziano, siamo arrivati secondi, tutto positivo per la prossima tappa. O Bottas, o Ricciardo, o Magnussen. Raga, un saluto da un commendatore veneziano. Ciao ragazzi, vediamo la classifica piloti e costruttori. Dopo 3 gare era l'Alfonsino 61 punti in testa, poi Bottas 51, il buon Rosberg 39, Commendone veneziano 34, quindi dai, non siamo messi malissimo. Massa 36, anzi qua ho sbagliato, vai in diretta, vai di correzione, ok.
Ricciardo 21, Magnussen 20, Kvyat 20, Button 16, Hülkenberg 16, Raikkonen 14, Perez 5, Bernie 2, Kobayashi 2. Costruttori: Williams in fuga 87, seconda la Ferrari 75, la Commenda veneziano Team Racing 65, Mercedes 39, McLaren 36, Toro Rosso 22, Red Bull 21, Force India 21 e la Caterham con 2 punticini. Ragazzi, il prossimo appuntamento in China, a Shanghai. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.